every day. Buongiorno a tutti, siamo ad Abano Terme con l'avvocato Andrea Magnezzo e ci siamo conosciuti circa un anno fa, poco meno, per una consulenza per la sua casa che adesso andremo a vedere, quindi la casa di famiglia. Ci siamo conosciuti perché questa casa aveva un grosso problema. Sì, il problema era quello di dover riscaldare circa 600 metri di casa con un originario riscaldamento a gasolio che aveva senz'altro delle problematiche legate alla vetustà sia dell'impianto e dei costi collegati al carburante. Casa di famiglia, una casa molto grande, più di 600 metri quadri, che al momento non è vissuta. E che al momento non è vissuta, e che o vissuta saltuariamente. Per cui va tenuta comunque un minimo di temperatura per evitare che la casa si rovini. Ma certo, almeno 12-13 gradi, quindi voleva dire... non una temperatura abitabile, no, ma assolutamente. minimo stemprata, ok? Esatto, noi spendavamo come minimo 3.500-4.000 euro all'anno. Di gasolio. Di gasolio. Quindi senza... penso, diciamo, anche con prezzi di qualche anno fa, insomma, di 2 anni fa. Ok, quindi consumo elevato per il mantenimento dell'abitazione, nessun comfort perché a 12 gradi... Beh no, certo, no. Se uno voleva diciamo, riscaldarla a regime, come mio padre faceva, più o meno fino a qualche anno fa, senz'altro diciamo che con i prezzi da allora si andavano via 10.000 euro. Quindi abbiamo installato una termopompa professionale della Chronotherm da 45 kW e con un impianto fotovoltaico della Leo con i pannelli X59 Supercharger, quindi un pannello che lavora molto bene con anche luce diffusa nel periodo invernale, con ottimizzatori SolarEdge, quindi inverter SolarEdge trifase. Abbiamo realizzato sul tetto di questo immobile, che è degli anni 70? La casa del 71, sì. Casa del 71, abbiamo realizzato una lamiera grecata per andare a rendere anche esteticamente migliore il lavoro sul tetto, per poi andare a inserire totalmente integrata alla falda queste due ali che sono andate a rispettare quello che era anche lo stile architettonico con una simmetria che era quella Sì, assolutamente, decisamente come resa estetica era migliore e anche offriva delle maggiori garanzie di coibentazione. Abbiamo fatto anche una certificazione per quanto riguarda l'APE, quindi siamo passati da una classe... l'ultima Z, no, penso che fosse una G, sì. Adesso siamo in C. Allora, nel momento in cui è stato fatto l'intervento su una casa con riscaldamento a termosifoni in ghisa, abbiamo fatto una valutazione che è una scelta che ci ha penalizzato dal punto di vista della classe energetica, ma che era una scelta che andava fatta per dare una certezza di risultato anche in condizioni estreme. Quindi cosa è stato fatto? Una delle due caldaie a gasolio è stata lasciata in batteria in coda alla pompa di calore, in modo che in caso di evenienza con temperature molto molto rigide o in caso di blocco della pompa di calore comunque si potesse attivare la caldaia a gasolio al fine di creare comunque in caso di emergenza acqua calda sanitaria e riscaldamento. Questo inverno quindi non è stata mai accesa. No. Ok, bene. Andiamo a vedere adesso la sala termica. Eccoci nella sala termica dove è stato fatto l'intervento con la pompa di calore Chronotherm che avete visto prima di passaggio. Questi sono i due bollitori, quindi per l'acqua calda sanitaria e come volano termico per l'impianto di riscaldamento, e quella che vedete lassù nell'angolo è la Chronotherm, la centralina della Chronotherm, appunto, che va a reperire tutti i dati dell'impianto. Andrea, tiriamo un attimino le somme. Sì. Ti chiedo quindi di dirmi come ti sei trovato con la mia consulenza.
E quindi se ho risposto puntualmente a quelle che erano le vostre esigenze? Assolutamente sì, tanto i preventivi sono stati rispettati. Sulla tempistica, come ho già detto, molto bene, e poi devo dire che le persone a cui i vari lavori sono stati affidati erano persone assolutamente affidabili, disponibili, educate. Questo è devo dire, un plus, soprattutto se li fa entrare in un certo ambiente, che è questo certo, qui. in casa tua. Esatto, sì. Ok, bene, quindi ci consiglieresti? Assolutamente. Bene, grazie mille e buona giornata. Sunshine, every day.